Buonasera e ben ritrovati a Sette Sera, siamo quasi arrivati al termine di questa nostra festosissima puntata. Oggi è la nostra ultima puntata del 2012 e poi ci rivedremo invece a metà gennaio 2013. Durante le feste però starò con voi con tutto il meglio di Sette Sera, ma veniamo noi con questa puntata tutta dedicata alle feste. Allora abbiamo respirato l'atmosfera natalizia con i cori dei bambini, poi siamo andati a tavola facendo dei meravigliosi dolcetti natalizi e adesso invece ci tuffiamo verso Capodanno e cerchiamo di capire cos'è l'eleganza quest'anno, cosa fare, cosa non fare per essere veramente bellissimi all'inizio dell'anno nuovo. Allora do subito il benvenuto a Michela Ditta, Sales Manager di Archetipo. Buonasera e benvenuta. Buonasera, Michela. buonasera. Buonasera e benvenuto anche lo stilista Gianni Tolentino. Buonasera. Allora è veramente un piacere avervi qui, poter parlare della grande moda italiana, della qualità tutta italiana, ma soprattutto è un piacere poter dare tutti i consigli su quel che bisogna mettersi per la sera in cui si vuole essere in assoluto più belli, perché un anno vecchio si chiude ma si parte con uno nuovo e bisogna partire assolutamente al meglio. Allora vediamo che le chicche che ci avete portato voi. Iniziamo subito, facciamo partire un pochino di musica e chiamiamo subito i nostri splendidi modelli. Andiamo. Ed eccoli, sono meravigliosi Marco e Denise, allora cerchiamo di raccontarveli. Partiamo da Marco perché è un po' un look insolito per un uomo elegante del 2012, perché? Allora, assolutamente questo capo si rivolge soprattutto ad uno sposo, ma anche ad un uomo da cerimonia importante, raffinato e principesco. Quest'abito riprende tutti gli stili classici dell'Ottocento-Novecento, quindi giacca lunga, giacca da portare aperta, verticalità della figura enfatizzata dagli elementi decorativi dell'asola e del bottone. In questo caso presenta un collo molto alto, che è un collo alla coreana con linea alla stuarda, che proprio enfatizza la figura. Quindi l'abbiamo visto indossato a diverse tipologie, stature e altezze, possiamo dire che dà una regalità, sì, assolutamente. Vediamo di fare un giro su se stesso così vediamo anche dietro, è preziosissimo quest'abito. Ecco, non siamo abituati a vedere questa eleganza. Nel retro riporta il faldone che è proprio l'elemento tipico e caratteristico sempre dell'epoca e che muove l'anima quando viene indossato e quando... Meraviglioso, Sì. Allora grazie infinite Marco, diciamo che in questo modo si può essere dei veri principi per iniziare l'anno. Adesso ci spostiamo invece, grazie infinite Marco, vai a prepararci una nuova sorpresa. Adesso invece vediamo una splendida Denise in rosso, per cui il rosso va ancora. Il rosso porta fortuna, Sì. per cui è obbligatorio. Sì. E questo abito è composto da due pezzi, un pantalone con delle balze di Georgette di seta e un top ricamato a mano con una monospalla. È molto femminile, semplicissimo da indossare e va bene un po', diciamo, anche dalla ragazza giovane anche alla signora come genere. Vedere anche Denise, di farci vedere anche dietro quanto è prezioso quest'abito, è veramente molto bello. Bene, È una linea, ecco, diciamo una linea semplice, abbiamo detto che possono indossarlo a tutte le età, ma veramente ci sono piccole chicche, piccoli punti luce sì, che veramente sì, è vero. fanno Ci sono vedere i dettagli che, esatto, che sono cambiano, femminili. danno sì. la qualità. Allora grazie anche a Denise, Grazie. vai anche tu a prepararti per un altro bellissimo cambio. E intanto con voi due vorrei proprio parlare della ricercatezza che fa la differenza. Allora abbiamo visto un meraviglioso ricamo di perline, dei bottoni, un ricamo anche sulla giacca, tutto molto curato. Allora gli italiani sono conosciuti per essere il popolo che ha stile, ma quanto costa questo stile in termini di fatica, di impegno oggi? Cosa bisogna guardare nella scelta dei materiali, nella cura della fattura di ogni piccolo attimo del vestito? Beh, è assolutamente fondamentale la ricerca che c'è alla base di una creazione, sia dal punto di vista dei materiali utilizzati, sia dal punto di vista stilistico, e sono gli elementi che assolutamente fanno la differenza e sono gli elementi che oggi le aziende di eccellenza propongono e fanno. Ma soprattutto dobbiamo dire che l'uomo oggi va proprio alla ricerca di tutto questo, perché comunque l'uomo di oggi, lo sposo, così come l'uomo da cerimonia, l'uomo in generale, ha una personalità molto forte, molto determinata e vuole apparire allo stesso modo della donna, della sposa in qualsiasi situazione. Certo, e quindi è molto attento a questo. Ecco, anche a dosare concedendosi l'eleganza, perché per tanti anni l'uomo è rimasto un po' dietro la donna, non voleva usare quanto lei, voleva mettere la donna in primo piano. Invece è giusto pensare di nuovo nel 2013 un uomo
curato al massimo per le grandissime occasioni. E andiamo invece a parlare dello stile femminile, del look femminile. Anche qui cerchiamo di capire un po' invece com'è il percorso per creare un qualcosa di unico, qualcosa che distingua, ma qualcosa che vada bene a molte richieste. Quindi prima abbiamo parlato di giovanissime o di anche signore più grandi. Come nasce un'idea? Beh, nasce l'idea soprattutto dalla scelta del tessuto, che è la base, e poi da queste linee piuttosto semplici, però con dei tocchi, con dei dettagli speciali. E poi che non deve essere troppo aderente, cioè per avere queste linee un po' morbide e che esaltano comunque il fisico e la femminilità, e non, cioè diciamo che anche se una persona non ha un fisico perfetto riesce a metterlo. Esatto, ecco, questo è importante, seguire le linee con un po' di dolcezza, con l'armonia, con il nostro corpo, in modo tale che insomma non siamo tutte meravigliose modelle, ma tutte noi vogliamo sempre essere al nostro meglio, per cui esaltare la forma sempre nel modo giusto, ecco, non è facile, ma si può, basta trovare la propria linea e seguire un qualche cosa di personalizzato. E allora adesso continuiamo il nostro sogno, iniziamo a far sfilare la moda uomo, vediamo un po'. Partiamo con un po' di musica e vai. Hold your breath and count. Che meraviglioso, adesso sogniamo pensando anche alle signore. Feel the earth move and then hear my heart. Una meraviglia, allora sono due sogni questi abiti, cerchiamo di raccontarli parlando dell'uomo prima. Marco veste un abito dedicato ad un uomo elegante e raffinato, ad uno sposo anche fashion. Qua ritroviamo proprio tutti i trend 2013, dal colore blu, che è colore di tendenza non solo nella cerimonia ma anche nell'abbigliamento e nella moda, al tessuto. Prima si parlava di qualità, tessuto 100% made in Italy, realizzato in seta lana. Noi sappiamo che la seta dà la luminosità e la lana dà il comfort, che è esattamente quello che l'uomo oggi richiede, abbinato con un panciotto realizzato in broccato che dà questo effetto tridimensionale, stesso tessuto ripreso anche poi nell'accessoristica, nel plastron e nella pochette. C'è proprio una passione espressa in ogni dettaglio in questo capo. Assolutamente sì, è molto bello. Complimenti al nostro uomo del 2013, sarà elegantissimo. Grazie Marco, vai a prepararci un altro piccolo sogno. Adesso andiamo da Denise che ci fa segnare con dei colori stupendi. Seta italiana sempre, molto sfumata, che sembra dipinta a mano, addirittura c'è uno spacco davanti coperto da un pannello. A me piace poi la donna anche un po' intrigante, un po' sexy, no? Da un lato, cioè non proprio troppo seria, ecco, deve essere un po' divertente. E questo l'ho fatto colorato anche per non fare tutto nero o rosso, perché già c'è un momento un po' particolare dell'Italia, speriamo di reagire con i colori. Esatto, dobbiamo reagire con i colori, allora grazie a Denise, faccio preparare un'altra sorpresa e cerchiamo proprio di parlare di questo momento particolare associato alla voglia di essere belli, però di dare il proprio meglio. Allora, come si fa a continuare a portare alto lo standard del Made in Italy? Perché insomma cercare il meglio è dura, però è magari anche dura interfacciarsi con un pubblico che ha voglia di sognare ma che ha paura a mettere mano al suo portafoglio. Allora cerchiamo di capire se dei capi così belli, così eleganti possono avere una seconda vita e con che spirito sono creati. Beh, innanzitutto dobbiamo dire che noi aziende italiane, noi aziende che facciamo eccellenza, che facciamo Made in Italy, non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo essere coraggiosi e portare avanti questa impresa e distinguerci e continuare a distinguerci nel mercato italiano, ma nel mondo in generale. Quindi proponendo sicuramente prodotti ricercati, con tessuti naturali, tutto quello che oggi l'uomo richiede. Sicuramente questo va anche trasferito, va anche insegnato poi all'utente finale, che può godere comunque di quello che lui oggi richiede, quindi sicuramente di attenzione ai dettagli, di materiali comfort. Assolutamente, ma un abito di questo tipo come l'ultimo che abbiamo visto si può trasformare, una spesa si può fare in un attimo di gioia per voler essere bellissimi, la cerimonia bellissima il primo dell'anno, ma poi sono abiti che effettivamente si possono riutilizzare nella vita di tutti i giorni, magari ovviamente occasioni importanti. Assolutamente, si può utilizzare la giacca spezzata con un jeans denim o le camicie realizzate con ricami particolari possono essere assolutamente riutilizzate poi anche per eventi e anche per feste importanti, sicuramente.
Benissimo, e allora abbiamo visto una donna che vuole sedurre, però essendo frizzante, senza scoprirsi troppo, si scopre al punto giusto e sa giocare con la sua femminilità. Allora, questo si ottiene in che modo? Funziona ancora l'artigianalità, proprio questo, giocare sulle forme, magari rendere prezioso sulla donna di nuovo, nel senso creare l'idea, come abbiamo detto prima, e poi riadattarla alla nostra persona. Sì, secondo me la donna si deve riscoprire donna. E questo è molto importante, perché abbiamo un momento che in certi casi non c'è questo dettaglio, e allora io cerco di aiutarla con l'abito. Esatto, diciamo subito qualche no che bisogna dire per essere eleganti, non forse scoprirsi troppo, non giocare ad essere seducenti in modo volgare. Evitare la volgarità. Ecco, questo è importante, sì, tante volte importante. Ecco, far intuire è molto più seducente, è vero, questo lo diciamo. Un no categorico all'uomo, 5 secondi? Essere sempre protagonisti e fare sempre quello che... Quindi non tirarsi indietro, non per andare sempre davanti solo alla donna, elegantissima. Allora ancora un pochino di musica e vediamo gli ultimi 2 capi veramente magici. Andiamo con la nostra sfilata. Prego, prego, prego. Prego, prego con la nostra sfilata. Bellissimo, un uomo, questo è molto divertente e vediamo ora la nostra signora. Meravigliosa. Meravigliosi, e allora cerchiamo di raccontarli ancora rapidamente, abbiamo 10 secondi. Questo capo esprime tutta la ricerca, l'estrema ricerca ed attenzione al materiale utilizzato, è una seta molto consistente, molto robusta, che riprende la tradizione inglese del principe di Galles, realizzato con questo capo ad un petto e mezzo molto fasciante, con pantalone slim, piccolo scollo e gioco del bianco e nero proprio caratteristico del trend 2013. Bello, 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 questo è un uomo molto elegante ma che sa veramente anche giocare con la sua fisicità, con i colori, insomma bello, divertentissimo. E vediamo invece una eleganza maestosa per la nostra signora. Sì, questa è una tuta composta da 2 tessuti, un cadì di seta, la georgette, di modo che ci sia una trasparenza nella parte superiore che lo rende più femminile, poi completamente ricamato a mano con Swarovski in argento. E questo è così proprio dà il la gioco luce. che dicevamo prima, tra l'altro vedo non vedo. Vedo non vedo, raffinato, intrigante, femminile, giovane, divertente. Certo, e piccoli dettagli che impreziosiscono il tutto. Infatti. Allora, grazie infinite a Gianni Tolentino e Michela Ditta, grazie perché ci avete veramente fatto sognare e soprattutto ci avete fatto capire cosa si può usare per il Capodanno. Comunque abbiamo detto il rosso rimane di moda e poi possiamo giocare con altri colori o stando sempre ancora sul nero. Ecco, certo. questi sono un po' i passepartout. Uomo rosso non l'abbiamo visto, ma diciamo che lo può anche nascondere bene per il Capodanno. Un capino rosso lo mettiamo sempre. Allora, grazie infinite. Insieme a voi faccio a tutti i telespettatori di 7 Sera tantissimi auguri. Allora, buon Natale. Vi auguro di iniziare alla grandissima il 2013. Noi ci vedremo durante queste feste con il meglio di 7 Sera, tutte le interviste più belle. Dal 15 di gennaio saremo di nuovo in onda con le nuovissime puntate. Allora, tantissimi auguri anche a voi e grazie. Grazie ancora. Ciao. Ciao.